Sono Rosalba Meloni, faccio parte dei cosiddetti movimenti di resistenza che ci sono in Sardegna. Allora, sicuramente questi movimenti non sono movimenti di popolo, la nostra tendenza è che lo diventino, però ci sono numerosi movimenti di resistenza. Il problema è che ci sono diversi ostacoli per lo sviluppo reale di questa resistenza, sicuramente ostacoli di tipo culturale, perché continuamente, come diceva la persona di Decimo, siamo bersagliati da tentativi di militarizzazione anche mentale, perché questo avviene sia nei territori occupati militarmente, che non dimentichiamoci l'operazione di condizionamento culturale continua che fa la Saras all'interno del paese di San Roque, lavorando molto nelle scuole, lavorando, creando bellissimi parchi in questo paese bellissimo. Se voi andate dal punto di vista estetico è veramente un bel posto, solo che ci si dimentica di tutta la cacca che c'è sotto, che deriva dal petrolchimico che c'è vicino a San Roque. Allora ci sono i condizionamenti culturali, ci sono condizionamenti di altra natura che derivano da tentativi di lotta intestina che si stanno cercando di creare. Purtroppo anche le confederazioni stanno tentando di mettere i lavoratori dei siti inquinati, del sito dove si dovrebbe creare la centrale al carbone, altri siti che vogliono utilizzare per inquinare ancora la nostra terra, e i pescatori. Noi siamo stati a Teulada per fare una delle tante manifestazioni contro le basi militari, abbiamo trovato i pescatori contro di noi, non la polizia che comunque c'era della schierata, ma sono i pescatori che ovviamente si sono resi seri di una certa situazione. Voglio ricordare solo un altro episodio. Attualmente si stanno utilizzando dei metodi repressivi molto pesanti. La manifestazione ultima che c'è stata al Decimo, la polizia ha caricato a freddo i manifestanti. Queste situazioni stanno crescendo in Sardegna perché hanno capito che il movimento di resistenza contro lo sfruttamento della terra, contro la presenza delle basi militari, contro la possibilità del centro di stoccaggio nazionale e internazionale delle scorie, il movimento sta crescendo. Grazie.